Premio Mistero, la quarta corsa, 3 anni vincitori da 6 a 12.000 euro in carriera, 9 dietro le ali della macchina. All'1 Goccia Azzurra K, Antonio Di Nardo, 2 Garon, Pietro Gubellini, 3 Galileo AM, Riccardo Pezzatini, 4 Gattuso, Lorenzo Baldi, 5 Genni, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 6 Game on Call, Carmine Piscoglio. In seconda fila 7 Unexpected Tile, Salvatore Mattera, 8 Ginevra e K, Alessandro Gocciadoro, 9 Granada SLM, Andrea Farolfi. Autostart sulla curva di sinistra, non tocca l'ala con il 6 Game on Call, gli altri perfettamente a rete. Autostart che entra addirittura, Game on Call non partecipa alla fase iniziale. Partiti. Goccia Azzurra Cup dallo steccato, difende la posizione interna dal tentativo di Galileo AM e di Gattuso, si sistema subito in corda Garon all'imbocco della prima curva. Goccia Azzurra nei confronti di Garon, di fuori Galileo AM, terzo in corda c'è Ginevra e K, a largo Gattuso che va a fare la seconda pariglia, terza pariglia invece per Granada SLM che precede Game on Call e alla retroguardia Genni. 14,6 il lancio da parte di Goccia Azzurra Cup che rallenta in breve il ritmo, 400 metri iniziali passati in 34. Ora la figlia di Maharaja prosegue indisturbata leader, Galileo M di fuori non è pressante e così si va da treno praticamente sulla curva di sinistra con Goccia Azzurra Cup che li porta tutti a spasso, 17 la piegata. Si viene al passaggio davanti alle tribune con Goccia Azzurra al comando nei confronti di Galileo di fuori, in corda di Garon, seconda pariglia per Gattuso, terza in corda c'è invece Ginevra e K, poi Genni con accanto Granada SLM, alla retroguardia Game on Call. 1-3 e mezzo, 33-1 questi 400 metri e allora Granada SLM non può più stare lì a traccheggiare, trova però il mezzo anticipo da parte di Gattuso. E così gli altri si marcano e Goccia Azzurra continua comoda al comando, 1.19.2 in 1000 metri iniziali. Goccia Azzurra che inizia ad accelerare, Galileo M di fuori, poi in corda Garon avanti a Ginevra e K, Gattuso che prova ad impegnarsi con maggior decisione ora in terza ruota, 14,2 la retta di là, è in evidenza Goccia Azzurra K, attacca Galileo, in terza ruota Gattuso, si prepara Granada a largo di tutti, Garon che attende l'open stretch, chiusa invece Ginevra e K all'ingresso della dirittura d'arrivo, Goccia Azzurra K che prova a staccare da Garon, gli altri che restano lì sull'accelerazione, Goccia Azzurra in vantaggio, ci prova Garon, Goccia Azzurra e Garon, Goccia Azzurra Cup vince nei confronti di Garon, al terzo posto finisce bene Granada SLM, c'è 28,4 ad arrivare, 1.15,9 il ragguaglio cronometrico, la vittoria tattica di Goccia Azzurra Cup, Antonio Di Nardo per Gennaro Casillo, i colori della scuderia Spallina, respingono sul traguardo Garon che se l'era fatta nella sua scia, ha dato lo spunto secco negli ultimi 200 metri di corsa, ma non è bastato per venire a battere la battistrada. Goccia Azzurra Cup precede Garon e Granada SLM.